Allora, siamo in dirittura di chiusura, quindi farò fare un po' un giro terminale a tutti quanti. Prima vediamo questo servizio, faccio un po' così, spinte estremiste, Letta è preoccupato, vediamolo insieme. Nel rispetto della domenica senza auto, Enrico Letta raggiunge a piedi il Tempio Maggiore romano, invitato all'accensione delle candele insieme al primo ministro israeliano Netanyahu per celebrare Hanukkah, la festa delle luci della tradizione ebraica. Chi annuncia il suo intervento lo introduce così: Letta attraversa ogni giorno campi minati, e i riferimenti alla situazione politica italiana sono espliciti nelle parole del Premier. Il mio augurio è che la luce di oggi sia la luce sul cammino del nostro Paese, dia luce e dia speranza al nostro Paese, Paese che ne ha bisogno come non mai. L'Italia attraversa un momento difficile, un tempo di paure, di crisi e disoccupazione, un tempo su cui vigilare. Ma è proprio in questo tempo in cui è facile che queste paure, queste difficoltà alimentino le spinte dell'estremismo, dell'odio, dell'intolleranza. E queste spinte in Italia stanno crescendo in modo preoccupante. E i riferimenti al V-Day di Beppe Grillo sono ancora più espliciti. Resisteremo sempre al ritorno nel nostro Paese dell'intolleranza, della xenofobia, del razzismo, di tutto ciò che è violenza innanzitutto verbale e poi violenza fisica. Resisteremo rispetto a queste tentazioni perché queste tentazioni sono il danno di un Paese, il danno soprattutto della parte più debole del Paese. No all'intolleranza, no al razzismo, no all'odio e all'estremismo. Osservazione di Letta. Abbiamo una telefonata, pronto? Pronto? Pronto, pronto. Buonasera, da dove chiama? Da Mantova. Prego, dica. Sono Franco. Sì, signor Franco, Guardi, rapidissimo perché siamo in chiusura. Sì, ma lui diceva, Letta, il razzismo, di non fare il razzismo, ma sono loro i primi. A chi sono in mano le banche? Chi ha fatto partire la crisi? Chi ha innescato il 2001? Chi ha fatto partire la crisi con i titoli tossici? Chi si è impadronita dall'Italia a partire dalle Benedetti, Monti e Letta? Guarda caso, tutti fanno parte della comunità ebraica. Questa è una coincidenza? No, non è una coincidenza. Stanno facendo quello che non sono riusciti a fare nel 28 o nel 30, grazie al baffino, e lo stanno facendo ora. Ma tanto non ci riusciranno ugualmente. Sa perché? Ci sono i cinesi e gli islamici. Non ci riusciranno mai a conquistare il il discorso mondo. di spinta estremista era un po' più esteso. La realtà è questa. Deve fare un'osservazione ulteriore? Scusa, no, ma scusatemi bene. No, riguardava più il tema della serata. Lasciamo stare. Scusi bene. Parlano, bisogna fare qui, bisogna fare là, ma fanno parole, ma le parole non servono. Va bene, lei fa perché con le parole le cose non le fai. Loro si sono messi lì, hanno cacciato Berlusconi e stanno lì sulla loro seggiola, e chi si è visto, si è visto. Perfetto. Se non hai soldi, cavoli tuoi. Grazie, Ecco grazie del suo qui. intervento. Allora abbiamo capito, no, era per l'azione. Grazie molte. Chiudiamo, partiamo quindi il giro un po' conclusivo partendo da lei, signor Sindaco, e poi facciamo tutti quanti. Ma io credo insomma che sull'impegno che dobbiamo mettere ciascuno di noi per cercare di migliorare la situazione in cui vivono le nostre famiglie, i nostri imprenditori, i lavoratori, perché ormai io credo, vedo anche nel nostro contesto territoriale, si svaniscono le contrapposizioni lavoratori-imprenditori. Credo che sempre più gli imprenditori, specie poi i piccoli imprenditori, gli imprenditori artigiani, si sentono nella stessa barca con i loro lavoratori, hanno le stesse sofferenze e vogliono superare insieme questo momento. Credo che dal governo debbano venire segnali forti in termini delle riforme che deve fare, perché questo governo è lì perché deve fare delle riforme, non deve fare altro.
E sarà un governo che non deve durare tutto il tempo di una legislatura, deve costruire una riforma che consenta ai cittadini di votare, di ritornare a votare i loro rappresentanti in maniera diretta e non per espressione diciamo verticistica di un partito. E quindi la riforma elettorale devono modificare il bicameralismo perfetto, devono modificare anche e riorganizzare gli enti locali in maniera che la struttura delle nostre articolazioni di Stato e enti locali costino meno. Solo una cosa, signor sindaco, se non lo fanno? Se non lo fanno, noi siamo qua per interpretare anche una classe politica che vuole cambiare. Il Partito Democratico vuole cambiare e sta portando avanti un congresso che terminerà con le primarie del prossimo 8 dicembre con l'elezione del nostro nuovo segretario politico. Ovviamente io sto lavorando perché questo segretario sia Renzi e credo che sia un cambiamento forte all'interno del partito che rappresento. E dal cambiamento del Partito Democratico potrà dipendere anche un cambiamento vero all'interno dell'Italia. Pozza. Ma allora, per quanto riguarda lo sciopero, giusto per dire che le associazioni non fanno niente, noi avevamo proclamato uno sciopero dell'autotrasporto Sì, ma infatti che è stato revocato. Ma perché si è risolta la questione? Perché avevano paura che succedesse il governo quello ha accolto l'azione delle nostre associazioni, giusto per essere chiari. Era memore di quel che era successo. Memore di quel che era successo. Abbiamo fatto tantissime altre azioni. Invito sempre gli amici della LIFE e altri a essere a fianco a noi. La Regione aveva tagliato i finanziamenti ai consorzi fidi, li ha riammessi. L'azione l'abbiamo fatta noi. Noi vogliamo dare testimonianza di una presenza sulle problematiche anche con le azioni e con i risultati. Poi non tutto si porta a casa, certamente, però ci mettiamo tutto l'impegno e continueremo, persevereremo sulla giusta difesa dell'impresa, perché questo è il nostro compito e il nostro ruolo. E lo faremo finché ci sarà possibilità e ci sarà data voce, ci sarà dato spazio dai mass media. Su questo non c'è assolutamente nessuna difficoltà. Io mi auguro che nel Dovete prossimo però collaborare con i poveri media, quelli territoriali. Esattamente. Perché sennò muorono anche loro. Giusto. Io mi auguro che nel prossimo futuro anche la LIFE ci dia una mano coralmente assieme alle altre associazioni, come lo fanno già anche il sindacato, perché ormai non c'è più difesa classistica, perché il sindacato di Treviso è sceso con noi nelle richieste di difesa dell'impresa. Il sindacato ormai ha capito che non siamo più una controparte, ma bensì siamo partner, perché come ha detto il sindaco, all'interno dell'impresa e dell'impresa italiana, veneta in modo particolare, c'è il titolare, c'è il suo collaboratore che vive 8 ore o 10 ore al giorno e finito il suo ruolo di imprenditore magari è alle dipendenze del volontariato del suo dipendente, hai capito? Questo è il nostro sistema, questo mi riferivo alla coesione, non per non far niente, assolutamente, io sono per questi stimoli. Sì, ma dovete uscire dal provincialismo, bisogna internazionalizzarsi, il mondo è grande, non dobbiamo restare qua all'interno di questi sistemi. Ma quale serenissima? Internazionalizzarsi, dobbiamo andare a vendere in Russia, in Angola, in Sudafrica, in Namibia, in Argentina, dovunque. Siete ancora qua col prete, il campanile, l'angolino, l'associazione che fa i panini sui tendoni, ma dove andiamo in questa maniera? Non si riesce a fare competizione mondiale. Provincialismo è quello in cui voi ci volete chiudere. Siete associazioni vecchie, destinate a morire. Bisogna aprirsi al mondo. Bisogna aprirsi. Noi siamo competitivi, siamo riconosciuti. Siamo riconosciuti i nostri prodotti. Bene, e chi è che contribuisce a crescere i prodotti? Continuate così, sparirete tutti, bisogna internazionalizzarsi. Ricordarselo. Chiarissimo. A questo punto, do l'ultima parola al giovane, quindi chiude la speranza. Voi cosa proponete? Proprio in 2 parole, perché abbiamo già capito. Noi siamo soprattutto degli advisor che desiderano far uscire gli imprenditori veneti da questo sistema di provincialismo che li può portare solo ed esclusivamente al declino economico del fallimento. È stato chiesto da un telespettatore il... venetobusiness.com è il nostro sito internet. Ecco, quindi questa è in risposta a una telefonata. Cancian? Io penso che debba cambiare la politica come modo di fare politica, non più all'italiana. Per far questo benissimo tutte le manifestazioni, compresa quella del 9, perché mettano la giusta pressione e magari anche molta di più
ai nostri politici, perché altrimenti il sistema che hanno calibrato è un sistema stagnante, che non produce niente. La dimostrazione è che in questi 5-6 mesi di governo sfido chiunque a dirmi tre direttive del governo che hanno fatto ripartire un qualsiasi pezzo di economia o fatto star meglio un qualsiasi tipo di azienda, di industria, di settore commerciale, industriale, turismo, qualsiasi. Non c'è nulla. Perché il sistema politico, per come è pensato e creato in questo momento, è ben blindato nella sua cassaforte e nessuno riesce a toglierli da lì. Quindi la pressione va messa in modo serio, e sia anche minacciosa non è un problema, non mi creo questo problema. L'importante è che si ritari il sistema Italia e si cominci a far capire, purtroppo mi dispiace, è impopolare, ma si cominci a far capire a tutti i dipendenti pubblici dei ministeri e quindi del sistema Roma o di quella parte di regioni d'Italia che hanno lo stesso sistema di sistema Roma, che non possiamo più avere la centralinista che prende 4.500 euro al mese, non possiamo più avere l'usciere che ne prende 6.000, non possiamo più avere il barbiere che ne prende 100.000. Allora dobbiamo ritarare e ripartire anche da lì. I diritti acquisiti sono una cosa che vanno ripensati, riformulati e messi in modo completamente diverso. I miei collaboratori fanno un mestiere che è molto duro, perché noi siamo nell'edilizia, e prendono 1.400 euro al mese. 1.400 euro al mese. Che a lei costa quanto però? A me costa quasi 3.000. E vi voglio affianchi nella battaglia sulla patente appunti sull'edilizia. Ci sono, non c'è problema. L'IFE. No, mi sono partigianato. Guarda, sarà difficile. Sarà difficile. Che scendiamo in strada con questo non mi spiace, ma il concetto è che se un mio dipendente fa 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana, per 4 settimane, su un ponteggio, al sole, al freddo o al caldo, e prende 1.400 euro, qualcuno mi deve spiegare qual è, costruendo e creando qualcosa, qualcuno mi deve spiegare quel gran signore che sta seduto al ministero e che passa le carte, che cazzo di fatica fa in più per prenderne 5.000. Cioè qualcuno me lo deve, o che lavoro di concetto fa per prenderne 5.000. Chiarissimo. Chiudo con una battuta a un nuovo mio ex collega della LIFE, che io non sono più LIFE, ma nel cuore e nella testa ci si rimane sempre, sono uno dei fondatori. Non dire noi non ci saremo in queste battaglie, qualsiasi battaglia che serva per far star bene chiunque in Italia abbia avuto la follia di aprire una partita IVA è seria. Può piacere o non piacere, ma se è una battaglia che serve per cambiare il sistema, va aiutata e alimentata. Questo è il mio punto di vista. Noi la battaglia per cambiare il sistema la cominciamo domenica notte. Domenica notte cominciamo la battaglia contro il sistema, contro questo sistema, perché la gente è stanca. Allora rispondiamo ai telespettatori, che cosa fate? Noi rapidissimi. Iniziamo domenica notte con presidi in tutta Italia, da nord a sud, blocchiamo autostrade, ferrovie, porti, blocchiamo tutto, presidi a tempo indeterminato, fino a che tutta la classe politica si è dimessa, stato d'emergenza, dal signor Napolitano fino ai sindaci dei paesi. Quindi noi non ci muoviamo. Scusa, che lavoro che te siamo migliaia di persone, hanno aderito migliaia di persone. Che lavoro fai? Che attività hai? Casalinghe, imprenditori, hanno aderito tutti da nord a sud. Sono 60 sigle che si sono unite per Scusami, che bloccherete chi vuole andare a lavorare? Tutto. Blocchiamo tutto, blocchiamo il ma questo paese. non è democratico, bloccare chi vuole andare a lavorare. Guardi, da 15 anni, 20 che gli imprenditori, tra i quali ci sono anch'io, hanno disagi, hanno problemi. Io sono un artigiano nel settore dei serramenti, quindi hanno disagi e non ce la fanno andare avanti. La gente sta chiudendo, la gente sta morendo di fame. Anche se perdono un'ora di più, anche se perdono un'ora di più o 2 ore di più per arrivare al lavoro, facciamo informazione, facciamo dei blocchi fino a che non se ne sono andati a casa tutti. Punto, abbiamo deciso e lo mettiamo in pratica. Ma forse non dovreste essere più mirati, perché se voi bloccate la persona che magari arriva tardi al lavoro e questa persona... Ci spiace, ma scende dalla macchina e si mette anche lui a fare i blocchi perché ne va del suo futuro. Ne va del suo futuro. Ne va del suo futuro. Non mi è mai successo. Guardi, a me non mi preoccupa. Non mi preoccupa creare disagio, mi preoccupa quello che spiegheranno questi signori che si lamentano quando dovranno spiegare ai loro figli perché non c'erano anche loro a cambiare questo paese. Non chiediti cosa... Io penso che
Velocissimo, Sì. che siamo in chiusurissima. Il cambiamento ha necessità di una direzione. Io non potrei mai spendere le mie energie semplicemente per mandare a casa qualcuno, ma perché io vorrei, per esempio, che ci fossero proposte utili. Ne dico molto sì, ma non ma io Poi ho c'è- delle idee Fermi là, molto così sennò concrete. chiudo la trasmissione. Lasciamo finire veloce. Quindi non è protestare per la protesta e basta, ha condotto molto spesso all'abbandono delle piazze, perché non si è vista una ricaduta concreta delle cose che si andavano dicendo. Generalizzare la protesta e basta non ha senso. Quindi proponete? Quindi proponiamo assolutamente, noi come Unione Studenti abbiamo chiesto, per quanto riguarda la legge finanziaria, che si mettano immediatamente altri 300 milioni di Ma a euro. parte la vostra situazione studenti in generale, perché In poi generale bisogna noi la società, chiediamo il non solo fatto che studenti. si impedisca che il dibattito si sterilizzi su o tutti contro qualcosa o tutti a difesa semplicemente di qualcosa. Si devono raccogliere le giuste esigenze sociali di risposta alle difficoltà e bisogna che la politica la smetta di mettere freni e che facciano delle proposte specifiche dei programmi. Mi ricordavo un altro aspetto il movimento 10. studentesco, anche il sindaco e anche lui se lo ricordano diverso. Un Va po' bene, più incisivo di comunque così. ne parleremo ancora. Io vi ringrazio di essere stati Tanto qui che con ha noi in prodotto- studio, ringrazio i telespettatori del vostro la rivoluzione intervento. d'Italia, bene o Cercheremo male, sempre la di rendervi partecipi di quel che si muove sul territorio. Naturalmente, buona serata, noi ci vediamo domani. Grazie. Grazie, buonasera. Tu sei frutto di quel movimento.